Signori e signori, buonasera. Anche quest'anno siamo lieti di presentare a voi, che sempre siete qui numerosi ad accordarci la vostra fiducia ed ammirazione, lo spettacolo teatrale Lontano Risti Vicini, commedia in 2 atti di Maurizio Nicastro. La scena si svolge in un baglio paesano e vede protagonisti alcuni vicini di casa, i quali spesso non hanno un rapporto idilliaco per la singolarità dei personaggi. Saro, il sarto, un personaggio di altri tempi, che si trova a convivere con la moglie Lucia, la suocera Milina, in arte Samantha, prese dalle arti magiche, un suocero che si crede ancora un fedele soldato, devoto alla bandiera, e il figlio Pippuzzo che è una vera peste. A tutto questo si aggiungono i vicini di casa, anch'esso molto particolari, stufi di sopportare le quotidiane liti e decisi pertanto a vendicarsi e lasciare il posto a 2 nuovi inquilini. Ma così come un'altalena, il destino gioca con le nostre vite. Proprio quando ci sembra di sopraffarlo e di controllarlo, lui ride di noi, perché sa già cosa succederà. Vi preghiamo gentilmente, per la buona riuscita della commedia e anche per il rispetto di chi ha lavorato un'intera estate per alletare questa serata, di tenere a bada i vostri bambini e a tenerli lontano dal palco, così come non è stato fatto nelle commedie precedenti. Buon divertimento! Quante l'aria me muglieri sia davanti cadarreri, l'aria è che l'aria libera non ce n'è, l'aria è che l'aria libera non ce n'è. Vi ridi cuiaccio i cassi da vita però, io qua a travagliare, a ammazzarmi notte e giorno, per arrivare a fine mese, a rimboccarmi le maniche, e chi da me soggira, basta chi dà paucca e dice dominchiati, i sordi ci arrivano a palati. Io non so come che faccio. Dice che fa la maga, si fa chiamare Samantha, la maga che canta. Donna Milina ad attinare a lavannara. Lavava le scale prima di fare sto mestiere. E mia moglie, oh, ti inciuda, ci va a appresso. Dici, buona che abbiamo trovato la mamma che ha scoperto questa vocazione, per non parlare dei miei suoceri, vecchio mi stai muto, perché ne arrivano e finisce a schifio. Saruzzu, leva sti cosini in mezzo che ha preparato la tua mamma, avanti. E chi è pure oggi, giornata di ricevimento della mamma? E io che faccio un tasto mentre stai a tagliare sto pipo ardente commigliato? Questo non è pipo ardenti come dici tu.
chi sta in antenna, chi capta tutti i mali molecoli da gente. Gli sciogli come se fossero tanti ruppe attrezzati. Tanti ruppa? Sì, tanti ruppe attrezzati, ammadassati, imbrugliati, come morire. E trasforma i mali molecoli in tanti buoni molecoli, che avviene giovamento. Ah, ho capito. E alla stare sempre commigliato su sta gran pezzelona? Sì, quando non viene utilizzato, va stare in un posto oscuro, uno non piglia luce. A Sagnunca l'assaire tutti i mani molecoli e invece la via di giovamento vogliono buttare spuntura. Sti cose può contarci la gente, ma non a mia. E poi un posto oscuro, un nemittero lui lo sapesse. A così ci tornasse la parola, una volta per tutta tamaccia. Non bestemmiare, Casalnunca e mani molecoli, contrarietà si scadernano e tutti ruppa. E lo sapevo io, alla fine, a guarda ruppa, a scioglie che non ci curpa. Comunque, un'eghira conciata così, come una zingara. Io a ricevere i clienti, ma a vestiti eleganti. Tu sai quali clienti che ricevi? Vocanciti! E sapesse mai a dire che moglie risaro o sartoro cravaro va in giro combinata così. E stanciuliola veniscisti? Ma l'inciuria, a mia è un dato di fatto. Siamo cravaro. Sì. Sogno sarto. Sì. Sogno saro. E allora sogno saro o sartoro cravaro o meno. Non parliamo di tua mamma. A me immagina se la stari. Secondo dia, una maga, si poteva mai chiamare Milina? No, non è chic. E quindi decidivo di chiamarsi Samantha, la maga che canta. Se avessi potuto chiamare Milina, la maga chitantrina. O Milina, la maga chitarrapina. Oppure... Sì, sputi. Oppure... Milina, la maga che ti rovina. Sì, sputi. Intanto se non ci fosse Ida, mangiassimo aria fritta del craparo, condina con cime di filo rossa alla dispirata e capitino infornati. Meno male che c'è Ida. Meno male che c'è Ida. Ma io a Tommaso non la capisco. O teniamo la pensione bersagliere, va bene? Io a Tommaso non capisco perché parla con i numeri con me e non capisco come la gente viene qua per farsi leggere in mano. Faccio Tommaso. Attenti! Riposo, lo c'è, ogni minuto miragli. Assira la via lasciato sopra comò, oggi miragli che nascere, avanti, marcia. Luce! Arricampa sto scioli che da pace, prima che succeda in 48 e tu lo canci. Che per essere alla moda niscissima gara che gran casce fuori. Tu sei stato e hai visto essere aggiornato. Ma quali? Arrestaste tempi cicumetti. Ma veramente? Aggiornati, istruisciti, cancia. Se non che resti morto di fame. Angiossiti, debosciato e morto di fame. Lucia, ti miragli, ogni mi metteste. Ma è possibile che non può stare senza sti cosi, Ogni volta di combini che pare un lampadario Ciacoschi. E chi sono sto lampadario? Svarioschi, no Ciacoschi. Sono ne viri. Avanti va, aiutami a finirli. Di corsa, un bersagliere fa tutta di corsa. Chi doveva non si metteva la scarpa sì e l'altra no. Questo che dire a radunata degli arditi di Vittorio Veneto. E mi posassi che dai a me scarpa. Che scarpa do? A me la scarpa. Come mettiste? Donie, forza, saluta alla bandiera. La scarpa ha fatto tornare. È bosciato e senza dacia. Pittia, ci volesse un fronte. Cammina intro, gioco. Un fronte. Per me, poveretti, una soggera che fa, maga. Una moglie
non mi capisci. E non soggero ancora minchialuto, ribumbo, rivittorio Veneto. E per mia ci volesse un fronte. E ti pare che no? Un fronte non fosse meglio di tutto sto manicomio. Sta casa diventò un misto fra caserma, luogo di magia e al lato casa d'appuntamenti. Quante l'aria me muglieri sia davanti cadarreri, uè l'aria è, che l'aria ridda non ce n'è, uè l'aria è, che l'aria ridda non ce n'è, Ah, ma dico io, non vi si dia sempre stessa musica. Non potete cantare più a leggio. A me marito la da smarinare per forza. Carissima signora, e ci risponde così perché sogno un cristianetto veramente educato. Cara signora, io sogno all'aria libera, aperta, in tobaglio, e canto chiedo che mi piace. Ci mancasse pure che vostia mi impedisse di cantare. E se poi suo marito si risvegliasse, mischino, fosse magari ora, ma non svegliate, non facete nascere, figlia che corpo d'aria si rovina un mischino. Lei invece si può rovinare la lingua di quanto la vilonga. Lei è sosogira, biforchica, scorcia e senza educazioni. No, ma riscubaglio, andiamo a scappare subito. Cercammo la campagna, per stare tranquilli. Ma chi? Qua c'è un manicomio. Bifolca mia, a mia. Cercare la campagna per fare sì i sopporci comodi quando due meschini suo marito non c'è. E a mia mi dice bifolca. A mia. E allora suo marito chi è? Crasto. Anzi, Crastone. Tu sentisti? Butti a parla, smuoviti. E chi dici sto? Chi è? Non sentisto? Crastone. Mi pareva. E voi siete un bifolco. Pensate a vostra moglie. Oh! Bifolca mia! A vostra moglie! Chi sa faccia con tutto i mascoli del paese? Quante bella me moglieri sia davanti che darreri. Uè bella è, che bella rida non ce n'è. Uè bella è, che bella rida non ce n'è, non ce n'è. Ma che sono sti cose tra vicini, eh? Possibile che te c'eri sempre? Ti piace vestita così? Diciamo che ci siamo, dai. Va bene. Ci fanno pigliare l'aria alla cerruzza di Samarino, è vero? No, come vascio, ti stanno sempre in incia, faci puzza rinchiuso. Iavi, corna, tisi, sa far con tutto il paese. L'aria è, che l'aria rida non ce n'è. L'aria è, che l'aria rida non ce n'è, non ce n'è. Salutiamo, Don Saro, siete sempre a letto. Mi ha detto, distinta segue, Donna Lucia. Ci dai, se ci poteva lavorare una giustata, e me a giocare a casa. Ci voleva domandare una cosa a Maga Samanta. Virite. Che Maga non è un tipo che si faccia approfittare. Si dà i soldi, parla. Ma se soldi non ce n'è, ci dice amore Capatista, non se ne canta messa, eh? Gioia, quando una cosa ci vuole, pazienza. Signore, la Maga che è in casa, sempre! Non abbandona mai, ormai fa parte del mobilio. Lontano, si accomodarsi che ora ci vecchiamo. Ma, Don Tano, come sto fatto che pamaga i soldi trovati e per cause mai? Dipende sempre da gravità della cosa. A stura, come moglieri, stiamo facendo la fame. E voglio dire sera per cacchi malocchio, per cacchi fattura. Don Tano, ogni cucchiara sapeva era vignata Carrimino, quando io e mie moglieri erano zitti. Ora fui tant'anno a rere, fame,
muredda si tagliavano. E poi avere un anticchietto e riso, usato che fa fare? Che fa fare? Non può maritare! Hai capito? Un riso, un matrimonio! E come non capì? Babbiate, ma che la cosa è seria. Mi sa lontana, Calampia. Viva Samantha! La mano che canta, ti cogli usuli, ti scippa gli anni, culli sanguetti ti tira di sangue. Leggi passato, presente e futuro, leggi macara dal re Romulo. Fin 3 porzioni, attingi te, ecco la maga che fa per te. Tutto io so, tutto io può, t'aggiusto l'iperia chirichicò, la magia bianca e niura sacciu, di numero l'ottura menti mi calcio, la dea fortuna rimia si vanta, io sogno Samantha la maga che canta. Oh, e alla fine questa litania, ogni mattina, e come non si può stare tranquilli? Signora, vi visti che cani ci stiamo travagliando e non vi si diera mai come sono solito, eh? Se non accetto guaglio. Se, un guaglio, un sero e a ricotta. Robertino, dici tu ma finisci. Ah, signora maga. Signora maga, io vi dissi che lei va a finire questa litania. Non è che stiamo a mercato rupisci, stava a banniare a salleggio. Non è che siamo a mercato rupisci. Merluzza, calama, purchi, purchi. 43, 51, 87. Sì, 7, 14, 21 e 28. E fece una tabellina Rosetti. Oh, signora maga, quando parla così, purtroppo non capisco. Parlassi latino come faccio io. Ci rispondo io. La maga parla con i numeri, solo chi li sa. Stavolta ci rettici un numero veramente pesante. 43, 51, 87. 43 staci più povero, 51 staci più marito, e 87 ma staci più cornuto. Sì, marito cornuto. 87. 87 fa cornuto! Lo sanno tutti, cornuto, marito cornuto. Mio marito non c'ha rispondi picchiani ominu. Velicca Robertino, usaccio yoga ma affari. Non vi l'ora di rininni di sto manicomio. Sì, lontano di sti vicini. Lontano, scusassi, fra vicini su cose che possono succedere. Non c'è bisogno di scusarsi. Signore. Lontano. Se sittassi per la cavare, si può aspettare. Tutto io so, tutto io può. La dea fortuna di mia si vanta, sogno Samantha la maga che canta. 101, 15 e 18. Non sa, che significa? Lontano, stassi ti spiego io. 21 si avvicinasse, già in vicino. Si avvicinasse. 15 si assittassi e 18 parlassi. E chi è lontano? Sconò? No, non ci arrivo. Questo numero sconò lontano. Non ci arrivo, vieni auto. Oh, vieni auto. No, poi ci no, via.
vari. Forse venica. Scusassi, Dontano, ma Vincerito volevi giocare sempre. Non ci Volevi giocare sempre, eh? a ricogliere tuo figlio. Papà, si cacao e manco toccai. Sarà, vuoi dire che ti piglio un tallo e un te carcagni, che ti faccio ballare la carioca. Ringo non perdona, ma vi porta invece sì. Ora ci vai a fare un scherzo a Ronnantina. Ti dove qua? La prima ma fece stamattina con donna Anzina. Che ti facesti con Donnanzina? Mi potti fare la prima sciata. Ah, prima sai dici. E guai a tia, sai? Dontano, scusassi, ma continuassi a parlare che maga. È inutile che battiti, tanto saccio tu è. Non è vero, Pippuzzu? Tu, d'intelligenza, pigliasti tutto rito paci, chi supero scecco solo parecchi. Veni carro. Io sono pronto. A Cussini ora ci facciamo a dire da sti cristiani tutto quello che sappiamo fare. E che vi su a fare? Diaci, avemo a maga che è un'arma potente. E miaci, avemo un avvocato che è più potente la maga. Miau, miau. Sì, più potenti la maga. Miau, miau. Non muccia. Tette fuori e transcendenza. Tette fuori. Tette fuori. Transcendenza. E sciarriate per fessare. Avessi voluto avere rabbiati a Vittorio Veneto. La gente che arrabbiava solo per fame. Chi sparati di cecchino a sciaci che vi facevano i portosi del pennente. Viaggi, adesso sa, che avessero fatto. Non preparatevi, piorsiedi. Pippuzzu, finiscila! Aiuto! 25 anni a vera! Questo piccerino ci volessero! Sì, Amonin, Capuscanto mi stava venendo, ma come si chiama? Sì, a Culoscia mi stava venendo, Amonin. Ti vinni, ancora avanti e ventura al re. Uraveri? E che volessi unire? Amonin. Lo ricoglio coraggiosi topazzi, che lo forte scanto si infilava un taggionceo di Vittorio Veneto. Che portosa pippinente, che portosa, non ci rivedo, ci volevano, non ci rivedo. Così si levava una volta per tutti. E fatti niente, dopo anch'io sciancato più come si. E parlano bene. E allora, maga Samantha, finalmente, che mi riuscite a fare? 88, 26, 71 e 50. Mi so girare questi numeri. Ma stati muto, Dontana, scusassa mia. 88 sui malilingui, 26 staci più attenzioni e 71 staci più casa. Lontano, a proposito di malelingue, ma chi è? Vostra soggera ancora con voi altri stagi? Che apre ora? Gli apre quando siamo maritate. 50! E ora, la maga che vuole dire? 50 su 1000 lire che vi da appaiare. Izzaca, 50.000 lire per un numero. 88, 26 e 71. C'è il numero.
E chi numera era meglio che con questi soldi vi facevano un vestito. E a buttare forte. L'importante è che ha risolto il vostro problema. Don Tano, state attenti ai malilingani in casa. Non sa, a proposito, venissero a aggiustare i miei cause che poi passi e mi pigli 50.000 lire tuo numero. Ma arrivederci. Arrivederci. E ti segue, donna Lucia. Vieni a dire, ci servono. E a chi ci servono? Per fare pagliazzi. Mi pare a mia che i soldi ci fottete voi altri cristiani. Non vengono più per mia, per voi altri. Ma qualche volta tutti sti numeri mi lai a giocare. E vedremo se mi portano fortuna una volta per sempre. 108! 108! Stati muto che i soldi sempre una banda finiscono. Pesce, caraci, una patate 9. Tu, cacaro, una patate 9. Chi? Venite? Pesce, caraci, una patate 9. Tu, cacaro, patate 9. Chi? Venite? Pesce, caraci, una patate 9. Chi è? Venite che abbiamo a travagliare! E chi? A ridoccarsi? Ah, ne facesti perdere l'autobus. Non ci dare punto. Ah, e ora per colpa vostra, ma aspettare l'auto. Mentre meno. Riposo. Signor Robertino, signor Anzina, e ne vai, ne vedremo più tardi. Ma venisse che l'autobus già passò e ne auto persimo. Sì, ma io vai a piedi, anzi, corro come ogni bersagliere. Avanti, marcia. Ma certo, chi se soggiero, in l'età chiave, è che ho teso una corda di violino. Sì, che ho teso una corda sasizza io. Comunque, è che ho teso i picciotti moderni. Ah, i picciotti moderni. E chi cercano divertimenti. Motocicletta, discoteca, le femmine naturalmente, no? Questi femmini, ma c'è di meglio. Vamos, io sogno per la tradizione, E Dio creò l'uomo e la donna, Adamo ed Eva. E allora che motivo aveva per perdere tutto sto tempo, o Signore? O Signore era sfarzoso e poi si sciafare. Mia, sapi cosa avesse potuto fare? Uomini, solo uomini, tanti uomini. Che in questo caso l'unica femmina che ci avesse stato Don Saro non ne ha vinenti chissari e ci conta a tutti la storia di Adamo ed Eva. S'avisti stato io, signoruzzo, a lei l'avisti fatto diventare in animali, in serpenti, sì, in serpenti. Grandissima bucchiere, rina cooperativa, rimascolo allupati. E minchia, quando ci vuole. Con serpenti, proprio a mia, che serpenti mi fanno schifo. E allora, e ad ringraziare il signoruzzo che capitaste una femmina in scoglio. E voi altri ci voleva un mascolone che viravano a fracchia delignati prima e dopo i pasti. Di venire qua prima che mi ammazzi. Allora, Chi sono questi nostri vicini, Vicini ancora vi picca. Meno male. Mi sta muoendo. Chi era ora? E spera Dio che l'avvocato vi trovano un nuovo inquilino che va a fare indannare l'arma. Te, a cindazzo non me la voglio. Robertino, e tu non fai niente. Don Zaro, una donna non si tocca nemmeno con un fiore. Tocca a me se ha coraggio. Grazie per l'aiuto, Iemonini, va, chi è meglio? Amorini, sì, che sta passando l'autobus. Don Zaro, se si mette chi femmine e chi non si mette qui. Robertino, Iemonini. A cinduzzo. Ma che fa? Lo buttiamo la cinduzzo mia. No, lascialo stare, chi tanto, chi stu è nasello, chi non vola. Iemonini, chi è meglio? I divinni,
Agiduzzo. E tu che ti vedi con Kiddo che vuole un pezzo di pane? Quando mi vai io in va? Se arriva chi clienti mamma, chiamami, mi raccomando. E un tavolo non mi liberi. Quanto vi una cosa, non è che mi metti io, mia moglie. Caso, ancora non l'hanno toccato. Miremmo, chi sti mi potessi vendere come causi di Pippo Baudo. Troppo lunghi, troppo corti. Allora come causi Maradona. Troppo lunghi. Ma a Don Turidannà che ci potessi dire che chisti sono i vestita. Ritorno, papà, ritorno! Motta di sangue che puzzo, mi faceste morro, padre. Lui? Ma che fai, papà? Niente, parlavo solo, ma bello, chi aveva a fare furbo, papà. Ci inventa i cristiani. Lui, pigliai ste pantaloni onde non morto. Sua moglie stava a mi ricamare viola. E ci dicono i cristiani che sono vestiti da relatori famosi. E gli si cattano, ci credono i babbi, capisti? Belli cosi, a cantare a ta figlio, ruggia popolo, a chi vota? Sanne sozzo cascò, ma ricordialo che non mi posso sosi, calario. Si toglielo. E saluta la bandiera. Attenti. L'altra volta mi venivi un vestito la prima comunione d'Ollurio. E ce l'hai un vestito rintintin? Veramente? Rintintin no, io non cano mi ha fatto. Capisci? Ce n'è tanta storica su cani. E l'altra volta vi dicevo, fece fortuna, mi venivi tutti di gran vestita, 20 anni ci chiedono il Dollurio. Ha visto voi oggi? Dollurio. Dollurio? Qui è? Un pace parrucuro Carmelo? Dollurio, che ballava i gemelli Chessari. Kessler, quali Chessari? I gemelli Kessler, tu Pippuzzo sei troppo nico, non ti puoi ricordare, ma bello. I gemelli Kessler? Ma voi, chi di che vengono i quasetti? Ma quali quasetti e mutanni? Chi di che ballavano, va? I gemelli Chessari, che ballavano, ma tu sei troppo nico, non ti puoi ricordare. Anche di meno! Eri Zorro, non hai denti? Veramente? No. Ti dicessi che voglio vestito di Zorro, se no ci conto tutte cose a mamma. Tu, che facessi? Io voglio un vestito di colonnello Giuliacci, o Napoleone, ma nunca parlo magari io. E lei ci facesse subito vestito, un bello vestito di legno, con anche un poglio sopra e una croce. Sonia. Comunque, vedremo che posso capitare. Voglio vestito di Zorro! E ora vedremo che posso capitare, ancora non ne hai niente, mio figlio. Voglio un vestito di un colonnello Giuliacci o di Napoleone, ti disse. A nunca parlo magari io. Mamma, un papà aveva vestito di Zorro! Ma come faceva fare a parlare? Ora lo sacco, ci contano tutta sta storia. Maledetto io quando parlo. Ma vedremo che posso combinare, va? 9, 22, riesci! Mamma che scanto! Oh madre, non potete avvisare prima che trasiti. 9, 22, riesci! Saru, finisce, perché se Carruno ti scopri... 9, Chiama i carabinieri. 22, E da finisci che lei ha più 10 anni. 10 e 116. 116? E chi è sto numero? La smorfia ne arriva a 90. Disse mamma che se tu continui così, indaghiamo 116. Ah! Voglio vestito di tartarughe ninja! Che sono ste male parole? Che è sta maleducazione? Pippuzzo! Cosa ha insegnato tutta sta maleducazione?
Ciasidi, donna Rosa, ciasidi, u posto. Eni una tranquillità che manco immaginati. E poi ti piaci, donnino? Ti miscisto ruru? No, ma quale nisciuto, donna Anzina. Mio marito ha vistato in villeggiatura. Non è vero, Ninuzzo? Sì, è stato in villeggiatura, vicino a Zoccola di vostra sorella. Ma come i permettiti? Gracezzo? No, chi capisco, donna Anzina? Mio marito non teneva di Zoccola, la contrada Zoccola. Mi pare che vostra sorella non qua abita. Ah, mi pareva. Ah, mi pareva? Sì, vicino a Zoccola di Sosolo, anzi no, ad Appinara. 19, 21, 55, 62. Ma sentiti una cosa. A contrada Zoccola, da quelli Caseru? Vicino a Chidda di vostra sorella, ad Appinara. Appinara risognata? Non mi risulta. Chi te picca risicata? Ah, vi ridi. Mio marito vuole dire che sua sorella, vostra cognata, ne esce sempre chi tappini. Chi ci abbatti va a capirmi. E io senza malignità chiamo così. Ad Appinara! 2, 4 e 6. Vabbè, va, facciamo un discorso che ci volete fare. Mio marito è un poco, come si dice? Niente, non vi preoccupate. Poi ci spiegati voi a Don Saru? Saru? E questo Saru? Chiedo che stava a mangiare un fico. Un fico! Ma cala Sì, un cane scappò! veramente? Io volevo dire una cosa. E vabbè, non mi sfuggiciate, donna Anzina. A me che mi interessa più, sai? È un'anticchia di tranquillità pinnino. Invece come ho detto che chi sta in un posto tranquillo, vero? Tranquillo? Voglia! Oh! Ca, si sentono volare i muschi. Uviditi, è in un posto tranquillo. Combatti vigliacco, che ora t'ha riduce una colpetta stravanzata. Non scappare, capirava avanza, mi piglio un insieme e può farsi Vieni qua, mi dà ancora come si combatte un amico. 61, 65, 64. Ma facili i muschi! E chi su così tutti silenziosi? Beh, e chi potrà essere? Però vi ridi, ora si sentono volare i muschi. Gli stivini, si sentono rumori la musca. La mosca cammina e vola. I farfalli. Li posso pigliare i farfalli? Ma quali farfalli e farfalli, Nina? Sì, piglili. Attento bene tu. Sei contento ora? Ah, e che ci volete fare? Che ci volete fare? I risati che mai a fare, non ci voleva per Don Saru, sì. Mentre che a vostro marito cogli farfalle, venisse con mia che ci moscio un arrere. Chi ci ammassi? Un arrere da casa, no? Ah, No, che dici? I due pure un bravo vicino. mia monimima, donna Rosa. Li posso pigliare i farfalli? E voi così? Io sono Nino. Ah, Nino. E che ci facete? Oh, ma
Ma tu sai che sei troppo curioso. Dammi casa. Siamo un po' bagni. Ascoltate tutti i chiavi. Oh, Don Saru, vi portai un uomo vicino? Ah, vedo vicino. Chi stu? Pari di babbia. A farfalla. Ma è un attore famoso. Ah, è un attore famoso. Sì, Piccamora si sta esercitando. Da parti riuno di chiappe farfalli. Non Mi cappavo a farfalla! A farfalla mi cappavo! Uvirini, Arriva. non disturbati. Io ora vengo. Mi scappavo a farfalla di nuovo! Ah, mi chiasti tu? No, ancora lo aspetto. Talia. Guarda che bella! Minchia, che bella. Guarda che sono questo. Ma ti posso dire una cosa? Mi aiuta a pigliare. Sì. Piano piano metto le caince perché allora volano e si rompono, piano. Mi mettevo in tragammessa. Sì, e vado a chiedere a fare in farfallone. Oh no. Da. Ma a proposito di farfallone, tu così. Ah, io sono Nino. Un sarto E piglia farfalle, mo, piglia farfalle. Posso aiutare, ma cara io? Piccolo, mo. Mi mettevo. Volano, chiudi. Ah, che bella chissà, che bella. E su questo po'. Chiuristi? Sì, chiudi. Tale che bella. Scusate, non volessi disturbare. Muta, Che facendo? stanno acchiappando i farfalli. Muta chi vuole. Che bella Nino. Bellissima. Questo è uno suono vicino di casa. È un attore famoso. E stiamo recitando a chiappare farfalle. Aiutane magari tu a così ne spicciamo. Io voglio aiutare, ma a fare che cosa? Prima mi spieghi, dopo continuo pure io. Buono tu, ti rischi che questo è uno suono vicino di casa. Perché ho posto di donna anzina. Siccome è un grandissimo, bravissimo attore, che facci prove per un nuovo spettacolo. E fai prove a chiappare farfalluna. Aiutini, quanto ne spicciamo? Guarda ancora, restare che più rossi, continua. Ancora sai, ce n'è. Allora, donna Rosa, chi vi mi pare di sto posto? Don Saru, signora Lucia. Ah, ma io di già, fa si sta amicizia. Nino, a farfalla. Donna Zina, ma vuole spiegare chi tutte queste situazioni? Casto del Argino. Nino, finisti? Li pigliasti tutti? Ancora restare più rossi, mo. Per dire la verità ci aiutai magari io. Ah, ma perché voi siete puro? No, bravo come io no. Che volta, che spettacolo così. Ma bravo come io, esperto no. È un attore professionista. Ma da scusare, signora, io non sapevo che magari vostro marito. Sì, ma che volete dire? Chi è mio marito? Sentite, questi sono i 9 vicini di casa. La signora Rosa e il signor Nino, suo marito. Nino, vedi qua! Questa è la signora Lucia. La signora Rosa, moglie di Nino, ma come no, si conoscevano in un posto tranquillo, un suo marito poteva fare... La villeggiatura? Vabbè, forse è meglio che vi spiegate in tagliarci. Allora, mio marito ha vistato malato. Mischino. Di che caso più si arriviglia? Moro malato. Abbiamo furriato tutti i casi di... Tutti i casi di campagna? Direte che chi sta è una bella zona, sì, infatti. Cercavo però solo un posto tranquillo che ci permettesse di stare sereni. Ma non vi preoccupate, che mio marito è una persona tranquilla, rugata, non mano vicino, va. E a proposito di vicini, penso che in casa c'ho in buona compagnia. Non credo che vi scappò il cane, io mi scanto di cane. E vaganti. E me la sa stuincia di notte mi ne esce. Voglio un cane che porta a passeggio.
Avevo cane, prima di venire in campo. E ora non ne sperivo cane. Che cane era, ma va a scusare? Naschi. Chi? Naschi, si chiama Trizzi. Naschi? Sì. Chi è pericoloso? No, una baia. E a maiare c'è 20, 100, 40, 50, 60, 80. Picchia sti numeri che io camo che te tu faccio. Vabbè, critici non costa niente. Diremo che risponde una pazza. Uè, signora, ma chi vieni su capo a femmini? Chi demme, mamma? Amaga Samantha. 15, 28, 51, 73 e 60. Cinchino. Chi stanno aiutando sopra il Rode Palermo? Vieni. Sulla Rode Palermo. Ora ricordiamoli che scemo aiutiamo. Non si sa mai. Sì. Comunque, io a babbiare, non credo che vi giocate sorte troppo mi cercate a mia. Certo che sto marito a casa, ambientavo subito. Vinissi come si capisce un al volo. Sono contenta che fecero subito amicizia. Poi, si capiscono. Nino, avanti, siamo in casa, che tanto. Poi domani torniamo e puoi continuare a parlare di Capazza, Camaga, con Surdatello. Il Saliere scelto viaggio a Ravisardi, terzo battaglione, quarta compagnia, cavaliere di Vittorio Veneto. Comandi! Udolzaro. Ma chi è pazzo? No, ma che dici? Scusatelo, sicuramente voleva dire. Sì, certo che vieni proprio bravo, molto scherzoso sto signor Nino, è un attore nato. Ma attore nato così, su. Che saccio io? Nino. Come mi avessi piaciuto Via col vento, La dolce vita, Casablanca. Ecco, dopo che ne avevo a ieri, a così mi levavo pensieri, una volta per tutti, zacchi. Ma che capisco? Casablanca, un film? Presto, a Moninni che sta passando l'auto. A Moninni sì, tieni meglio. Mi vaio, mi amo. E d'ora in poi vi auguro 100 anni di saluti questi vicinelli. Arrivederci, Moninna, avanti. A triplicare a voi, donna Anzina. Arrivederci, signora Lucia. Arrivederci, nuova Samantha. 16 e 17. 13 su casa, 17 e bucoso. Oh mamma, che mi facci dire? Ma comunque, quanto torna a travagliare? Non mi mettere nei attrezzi. No! Chi sta millella sarà mia? Via! Moninni. Quale cane? Me lascia sto cane! Direi, se si può travagliare tranquilli, una volta ogni tanto. Ma che fai ancora dopo, Finiscila figlia, stavo cercando di travagliare un tapaggio. Finisce questa farsa, se non pure io mi metto a recitare. Ma tu che cosa ne capisci di teatro? Mi piglio sto pardenti e usai il protozicco. Se tu non hai mai capito niente di teatro, il teatro è qualcosa che libera dai luoghi comuni, che ti eleva. E ora che ci vai un compagnetto, mi piace esercitarmi in questa nobile arte. Hai afferrato il concerto. Meno male che troviamo l'artista ora. Uborira, voci forti, siete stati voi, tu, tuo padre, tua mamma, a rovinare la mia arte innata. Disgraziati. E comunque ora posso finalmente riscoprire, ritrovare me stesso, liberarmi da questi tabù. I tabù? Ma che ti dice? Risensi di una volta?
Come posso con voi parlare di arte se siete più zaurdi rizaurdi? Come dire, io adesso posso ritrovare la mia arte oltraggiata, vilipesa, la mia arte che è stata soffocata da anni di vostra convivenza. Mi esercito a fare teatro. Come che dico? Parlo di arte! L'arte che per me era tutto e che voi avete infangato! Che c'è Pippuzzu, parla, proferisci e strinzica ti fa bella! Papà! Dimmi! Non enti, Pulio, figura simili, ma è meglio che pasto più tardi. Ecco! E me? E ora, un po' vocabolario, ci sono il secondo femmine come Picciriddo, Cala Saro, Cala prima di Carromazzi. Ecco perché a Vittorio Veneto il pastore Santa ragioni. State attento, che vi sa da l'ernia. L'ernia a chi è da passatare? Un palingo però, di quante galle. E poi porta rispetto al cavaliere di Vittorio Veneto. Sì, bravi Anna, escele pure. Comunque. Ma oggi mi sento stuccato. Allora ti Iaio, a carina, torna dillummata. Ma ho cuiato 5 minuti in toiletto. Mi insonnai. Sono stanco, mi giravo e mi giravo un paletto. Ma che sono fascisti? Sono stanco. Era come se tutto succedeva per davvero. Mi trovavo a sto bagno quando all'improvviso visti a tutti tanti cristiani contenti che brindavano. Chi brindavano? Che cosa scena questa? Circondato poi di tanti pazzi. 27! I pazzi! E poi Castelbaggio. 61! 61! Un baglio! Ma mi pare che ficia carica di solferino. Ah, sì, a carica risolferetto. Quando all'improvviso mi trovavo in Tanaka Saragni. 85! 85! Casaragni! Tanaka Saragni. E vista tutti contenti che brindavano. Bella allora questa, dai! 73! 73! Un brindisi e poi? E poi, vista tutti Gianni che a te. Gianni che a mia! Chi ti ispiravi, all'improvviso spuntasti, turno disperato. E vabbè, qual è la novità? Tu sei sempre disperato. 81! Oh mamma, ti vai a pensare! No! 81? E chi è sto 81? Un respirato? No, peggio! 81! E chi è peggio un respirato? Il peccato! A dove si va? E l'impeccata vi sa essere io? 81! Oh magia! Io non ci credo a ste cose! Te, a ci dazzero malagorio! 81! Non ci credo, vi dico, levatevi che mi facete impressione! 81! Non moro affogato, non capisco ancora! 81! Non ci credo a ste cose!
81. E torna questa favella. Lo sai che pensaio? Sti numeri sanno a giocare. E allora, moglie, senti, affogato o avviato un ponte, stesso numero. Razzugli impiccato, no, vivo su. Senti, allora, giocavano centina sitta in terrata ribane. E allora sono 27, 61, 85, 26, 75 e tu chi eri? Lo sai? 81. E allora io per ridire i soldi della pensione e poi vai all'otto a giocare sti numeri. Oh Pau, sai che ti dico? Io che ti magari che ti conosci. Ah, così sì, vincevo più assai. Forza di ninja, non ti i soldi. Che ti aspetto? Forse allora è la vota buona. Che mia vita cancia. È vero? La mia vita cancia. Da così. Va, secca i soldi. Tieni, se chi devi intemudare, così ne bello. Moderni. Eppure, ogni mi metti. Forza, dai, prima ti chiudi, forza. Avanti, di corsa, come un vero bersaglietto. Saluta alla bandiera. Santo, ti immagini di vincissimo? Mi potessimo cantare una bella casa o 100 paesi. Bello! Nocca! A mezzo lupo non mi rinudo. Oh, ma io mi diciaso. 81. No, 81 no! 81. L'81 no! 81. No, 81 no! 81. Accidazzo di malacurio! Ah, così la nostra vita cancia e se vinciamo che assai. Sì, immaginate voi oggi, proprio qua ne veniva a cara la fortuna. Ah, non credo mai, ma se proprio avessi a cara qua, che sbagliasciata, io lo sapessi che tu avessi a fare. Una bella casa nuova, lontano resti vicino, lontano, paese. Che quando mi affaccio la mattina e aprire la sambraso in ta faccia e io non mi va a salutare, mi va a dare il lei, mi va a dire buongiorno esimio dottore, commendatore, cavaliere, Sartoro Gravaro. E allora ci dico, non signore, non sono più io Sartoro Gravaro, ormai sono solo Don Saro, nobiluomo che vivo di rendita. Oh, non è che va finito Sambrasi, non scherzavo, E chi è? Non parlate? Niente, state venuti, lo sentite? No, non parla Sambrasi. Don Saro, chi è? Chiedo troppo se parlate in silenzio. Sto lavorando con il Pippozzo, chi ti mi mangiassero i surici ciunchi? Papà, a chi parli? No, stavo parlando con San mio giuzzo. Allora ti ci ha mentito una buona parola per numero 8. Ci giochi con mia sparo gladiatori, ti infila spada in ta panza. La corria a partilla nasce di rintallao a panna. Finché tu cari in terra, dicendo aiuto. Pippuzzo, io che andavo su gioco, che ti pigli a calci in torarreri, finché tu caschi in terra e dici aiuto. Papà, ma che giochi chi? Non è che mi diverto. Tu no, ma io sì. Papà, tu gioco, lo posso fare magari io? Fallo con cui vuoi, basta che fai lontano ricca. Allora, sicuro che posso fare? Sicurissimo. Ma non mi puoi cercare un compagno? Chiedo troppo se parlate in silenzio.
Sto lavorando col cervello. Ah, e col cervello non ve ne potete dire alla vostra casa a travagliare? No, io col cervello lavoro qua e lavoro in silenzio. Va bene così. O è troppo forte. Permesso, permesso. Parlate piano, per non arrivare a tua fera. Che succedeva? E che parlata questo è piano? A Intra si lavora col cervello, col cervello. E che vi ne sto a fare? Vi ne sto per cause? No. Vinni perché ci vai a domandare una cosa male a stamattina. Ma vai a chiamo subito. Chi è? Vi piace sta poesia? È una poesia tragica. Bella, ma qua scrisse lei? Sì. Chi la legge muore. Meno male. Come meno male? No, meno male perché io non so leggere. Ah, e come lo leggete niente? No, gioia, è che non ci vedo. Oh, chi mi volete pigliare per fissa? Io no, gioia. Ah, per favore non mi ammazzate! Mi scantato! E te mi sti cause? E ti mi lecca, pozza! Silenzio! Si lavora qua, col cervello. Pure un zorro ricetta, sto Ma mi preparato. puccio giocare a casino, capisci? Perché non giochi sempre un gioco pagato la chiave, Perché? E sono stare, ma vorrebbe, quelli che si stanno Puzzo, ora vieni con me, ho fatto. Papà! Di cause che c'è giusto. Papà, dicisti chi poteva giocare? Cucculi, io! Sì, io, ora tu gioco io, compagno. Se cuticchi, fave e lenticchi, carricarici, a mia rammilocchi, 4, 28, 31 e 50, puntati di peni a Maga Samantha, 15, 28, 60 e 81, d'ogno le numero come a nessuno, Arrivo a me. 108, 60, 80 e 90, ora ma setto che sogno stanca. Buongiorno collega. E chi è Maiaro Magaretto? Ma il Maiaro, chi due è un attore famoso. 101, 15 e 18. Lontano, 101 se avvicinassi, 15 se assettassi e 18 parlassi. Allora, ha finito di scrivere la poesia? Sì, caro Pippuzzo. Chi sta cani è una poesia tragica. Ci sono mascoli femmini e femmini mascoli, zoppi che corrono e morti che muoiono. Beh già, ma che c'è conto vicino che mi faccio scaldare? Mamma, chi tu, babbia? Bicchini scantanti, chi ci sono? Mascoli femmini? Gesù, Pippuzzo. Chi tu? Zoppi che corrono e morti che morono? Sì, caro Pippuzzo. Ci sono chi che muoiono lo scanto e poi muoiono perché vengono ammazzati. Sono un babbia, si provocatori! Saro, ho figlio! 5, 3. Ah, che cortiglio di mazze! 6, Ani! 3. Ti pigliare i medicini, tu scordasti? E medicine per che cosa? Ma come stai giocando? A fare sparo? Bravolino e cominci! Ehi, accuccia! Non toccare ste fogli! Che stai scrivendo una poesia tragica! Una poesia tragica! La mettivi, Kai! Bella storia, donna Rosa!
mi feci stata di Vermont, Rita. Chi vale, donna Lucia? Chi mariti ci ama con martiri. Ma non è lontano. 12,90. 12,90. Come? Scappavo buscando. Donna Rosa, già picca clienti ne vengono picca. Se ci mette pure suo marito a fare le scappari, si vuole fare l'attori o poi ci si intra. E no, capo, non ci fui gente. Donna Lucia, ma tu non antichia di comprensione. Usavi i geni, certi modi. Magari indi sono pazzi. Sì, ma non è che pazzi ci vanno a escere magari gli altri, Ma donna Lucia, ci posso fare una domanda intima? Parlassi. Ma lei come faccia a essere così tranquilla? Tranquilla? Ma che vuoi dire? Mi riferisco a fatto che magari vostro marito mi schinetto e Nina! Unisi, ti pigliasti i medicini! Nina! Aspetta che aveva scappato un cane. Ah, scusa. Mi pigliai i medicini e ora mi va fatta una passeggiata verso il gatto. Moro! Allora è una casa che faccia diventare così! Ma così come? Non posso lasciare. Come? Fru! Dermaflorini! Uomini sessuali come signor Robertino, va! C'hai a dire a mio marito mi non ci metti più perdita da casa! No, omosessuali, dermafroditi, fru. Ma che capisco, donna Lucia? Uirida, a chi mi riferisco io? La polizia tragica ti scrissi mai marito. Ma sti fogli sono tutti bianchi! È la poesia tragica! La tragedia! I motti che morono e i zoppi che corrono! Uiridi, avevano un destino comune. I nostri mariti sono... Oh! Mio marito è mascolo come un carro con gli 11, Può pure essere mascolo, ma è... Pazzo! Oh, donna Rosa, ma che state dicendo? Ma scusate, donna Lucia, ma ieri allora perché vostro marito pigliava per farli con mio marito? Ma chi c'entra? Ibru voleva fare l'attore, ma come a suo marito. E io aiutava a fare la recita. Ma perché? Non è attore o suo marito, come diceva la donnanzina? Perciò donnanzina mi disse che mio marito era... Un attore. Chi vieni qua per stare tranquillo e per studiare i sabati? No, donna Lucia, ma quale attore, magari, Dio! Mio marito è lei giudice di vento, è pazzo di catena! Pazzo? E allora come facciamo? Non ci vuoi capire niente a mio marito, Perché tu ci chiappa un colpo. Ma non è che il vostro marito ha tragedia, vuole realizzare il canto a sto baglio e ne ammazza tutti? Ma veramente ancora mio marito non l'aveva ammazzato? No. Sì, no. Mi dispiace, donna Rosa. Viaggio che sto baglio mi devi tagliare. Niaci? Ma mi disse che Niaci avevano un contratto fatto con l'avvocato che parla chiaro e potevo stare in capo almeno i nostri 7 anni. A meno che chi con di numero chi diretta a Sciramaga non vinciamo tanti belli milioni e una cacca cosa nuova. Allora campa cavallo che l'erba cresce. Sentite, donna Rosa, però ma se vostro marito che chiama che motivazione ammazza tutti, come facciamo? Io ho un piccerino, tu capisci? Lei è un piccerino di crescere, Signora Lucia, per me io non ci posso fare niente. Si pulite arrestare, potete restare. Però se vi scantate che vi può succedere che cosa, mi dispiace. Chi ti porta, a qua davanti e ventura a re. Oh, pani mineola, a darmi che mi tocca sentire, va? Rosa! Un nisini, Rosa! Sugnucca! Chi su sti usci? Ma attacco cane! Da! Donnino! Che ci fa questo coso in te mano, Nino? E un Davide a sbagliare perché non mi aspettati. Vivi io stanco. Saro! Oh Saro! Ancora
ora che recita, vieni. Aspetta, ora recito magari io. Avanti! Combatti! Vile marrano, cane di Magonza! In guardia! Cane randaggio! Saru, ma che fai? Non si può stare! No, vedi che stiamo recitando! Cretino! Forza! In guardia! Che fai? Ti caghi! Lascialo stare! Voglio recitare! Lascialo stare, Achillo! Nudazzo! Ma che dici? Recita così bene che pare pazzo davvero, ma no chi è pazzo? Ma che dici? Pazzo! Un pirauso, mogliere! Pazzo? Sì, pazzo! Pazzo? Pazzo? Però pazzo a tutti, ora non ammazza! L'81! Pazzo! Pazzo! Ma non fare a chi stiamo a farire di Casaro! Certo che la Maffarini! Aveva cioè un modo per fare lui! Pazzo un tobaggio ne portò donnanzina! Ne mancava solo chi sta per consare l'operetta! Saru, ma sti casi ora che miscero? No, per dire erano ritontato! Mi misi prima che tuo figlio mi perdeva! Lei mi dice che ci scrazzi di voleva di nuovo, Chiddo! Senti, io mi voglio vincere, perché Antonetta magari avevamo se pigliamo un bello scanto! Oh, bella madre! Ci mancava un pazzo! Tuo quartiere ci mancava! Ma cose! E avevo ancora, difenditi, vigliacco, vile marrano. Ai! No, ancora scherzava! Stava recitando! E ancora magari io stavo recitando. Però ora no, ora t'ammazzo. No, io non credevo che lei era un pazzo, io credevo che era un attore famoso. Pazzo io? Perché? Che c'è qualcuno che può dire di sogno pazzo? No, nudo, mi faccio a credere. Ah, appunto, perché qualcuno può dire di sogno pazzo? E invece sì! Ti dimostriamo! Aiuto, bravo mio figlio! Aiuto! Papà, Nanno, poveristi come si cagavo, Antonina, ho facendo cantare Nanno, bene, ho giocato. Ho giocato tutta nanna, ma io vorrei canto, io canto il rulotto. Come si cagavo, Stavolta però un scanto mi cagai io. E ora qui è pazzo! Danzare! Cue! Io voglio danzare! Cui! Che succede? Finio pazzo! Ah, voi siete lontani! E che? Si spargiva a voce pazzo! Ma un pazzo? Ma che cagazzo! E ora che faccio? Quanto scino prima che mi ammazzo! Ora non è un lazzo! Quale lazzo? Un mazzo! Un mazzo? Quale mazzo? Un pazzo! Oh, lontano, non vi mettete magari a voi, che oggi già è consata! Ma non è che vi ne sto picausi, è vero? Io, a dire la verità, avevo venuto per ritirare le mie calze. Ma queste sono le mie cause? Ma che ci facete? Che mie cause? E questa specie di corpo alla testa? E sapete che aveva finito più o meno a ripararli e mi stava provando, se non che,
piccirillo, e mi disse, papà, ma fai la sfilata di moda che sogno qua. Cavignata. Cascupa. È di moda. Di moda, ma che mi facete vedere? È di moda, vi ridi? Datemi le cause, subito. I causi? Non mi posso dare, camore. Non so, ma che succede io? Ma non credo mi sta trovando che fogna. Sì, la fogna. Magari aveva stata fogna. Ma intanto lo vedo venire qua. Ma che può dire? Chissà io, oggi avevo portato un cavolo vecchio. Può essere che mia moglie lo fece e viene chi da puzza. Quanto vai a tantio? Ma che vedi che è camminata questa sciacca? L'arciosa è deformabile. Queste non mi pare una cosa, fanno troppo freddo, gioia. Ma come fare questo piccirillo? Starci appresso è come fare una carica di solferino. E io i carichi ne fatto, io i miragli. Ma questo è proprio un demonio. Ora io arriverai il catolotto. Speriamo a Dio che fosse una buona volta. Zorro, vieni qua, oniste, partimi giocati, vieni qua, Zorro, vieni qua, vieni qua, Zorro, vieni qua, oniste. Vedete? Si chiama pareo e si possono mettere sia i mascoli che i femmini. Ora è di moda. E secondo lei lo potessi mettere magari io? No, datemi me cause. Camore cause non vi posso dare. La storia su tutti candeggina. Candeggina? I pantaloni di me? Così sbiadiscono. Speriamo, perché c'era una tacca, marrò, e facevano un feto, speriamo che ci passano. Ma non è che vi sciagaste a vuote? Non mi spogliasse ancora però, che c'è freddo. Comunque, vedremo ora che posso fare per asciugarsi. Diciamo, ricetemi una cosa, lontano. Perciò, ha visto l'ultima più pazzo in tobacco. Chi potessimo sperimentare più pazzo? Voi oggi, com'è che faceste a fare smammare a vostra suocera? Allora, innanzitutto, questa non è una bella situazione, perché tuo pazzo rincia potete perdere la pace della famiglia e a cucuccio riciti. Ma poi lei, che bella suocera che vi rincia, magari cercate consigli di me, un povero ramano. E va bene, parlasse lontano, che vi gusta? E allora, io, come suocera fece così. Ci fece aprire che in tale casa c'erano i fantasmi. I fantasmi. E all'inizio non ci credeva, diceva: questi sono fissari, i fantasmi non ci hanno mai stato e non ci saranno mai. E allora? E allora, le notte e notti, mi mise un lenzuolo bianco in testa e ci abballava accanto al letto. E Ida che cosa ha fatto? Questo intanto per un paio di sere. Ida io troppo comunque fece valigie e spiriò. Tante petetta, tanto quello. Ah, sì, ma capace che cupazzo, la storia del fantasma non funziona. Che cosa potesse pensare? Che cosa potesse insegnare per farlo ire? Uffa! Uffa!
Puzzo, vattene fuori a giocare che stiamo parlando, ma fa. Uffa! Uffa! E chi è? Già ti stufaste di giocare con i poi? Uffa papà! Chi mu cattasto sicuta femmini? Almeno fatto stantare qualcuno! Sogno solo, ca in campagna! Ambeti sempre, questa scuba e questa spada! Vero, Pippuzzo, che bella idea che mi dasti! Vero, mi viene un'idea, ora giochiamo tutti assieme, lontano, gioca magari a lei. Come va a giocare a bucciaretti? No, ora passiamo da banda e vi spiego. Capito. Va bene? Chi deve? Fermi tutte! Per scacciare il nemico ci vuole una bella carica! Sì, e una bella brescola! Sì, il nemico! Guarda papà! A carica! No, non saccio che ci vorrei al tuo cervello a scusare sempre, ma se c'è bisogno della mano io sono giocato. Ecco, che sto voleva sentire io. Passiamo da banda, che vi spiego tutto. Guarda papà, come affari? Chi mente, ma fatto che mente, che ci rivendo che hai. Presto, lontano, presto. Avanti, Donato. Accomodarsi. Venisse chiari. Oh, che tranquillità. Lei oggi fa un affarone. Non confonderci. Ma siamo sicuri che non c'è qualcuno? Oppure sto trovando una soluzione imbarazzante con lei? Ma perché? Che si scanta di mia, io non muzzico, sapi? Già parla muzzicare. Chi si attacca con una sagnetta? Come dice Don Donato? No, arrivo, che è un bello posto. Bello, mi piace. Bello, salutevole. Robertina, Donnanzina, che piaceri! Chi volevo, chi cercavo? Signora Rosa, mi scusate se disturbai la scuola, ma oggi venne un capo Don Donato, non sapevi perché? Per fare una bella permuto paese e il suo signore mi una razia, ed è un appaltatore. L'appaltatore, chi Luca fabbrica i casi? Aspettassi che giravo. Ma scusate, Don Donato, non è che per caso avevi case liberi? No, sapi, mi sa che di qua prima o poi andiamo a scappare. Aspettassi che giravo. Poverissima, lei oggi capace che fa due affari d'oro, uno con mia e uno con la signora Rosa. Lei? Prego, accomodatevi. Ma facevi piano che mio marito sta ci riposando. Perciò Don Donato non ha case liberi, che c'è possibilità. Signore, non si preoccupi, una casa sta trovando, non si preoccupi. Questo è di Paiano, lei cucina cantante. Sì, ma come prezzo sarà caro? Ma capace che cacchio? Carezzina, una pace. Prego. Ma ci vede lei a casa? Sì, accomodatevi. Ora ci mostro un arrere. Robertino, finiscila sempre costura arreri. Don Donato, vinissi con me, glielo faccio vedere io il di dietro, nella casa. Metti, non sta seccando. Allora, Pozzo, capisti? Tu ammucci calmo, sotto tavolo rupazzo. Sì papà, sotto tavolo, che bello! Ma qual è un segnale? Vero, Ide? Qual è un segnale? Cargo! Appena dico cargo! Cargo, appena dici cargo. Sì, sta cosa. Avanti. Più capo. Pigliami carte. Ma scusate, Io ancora non ne caputo. ma che fai? Niente, non si preoccuparsi. Lei mi occhia carte e faccio finta di non capire. Ha capito?
Ho capito. E fare finta di non capire. Io non ci stai capendo niente. Buono, buono. Vado a fare finta di non capire. Ha capito? Ho capito, e fare finta di non capire. Insomma, facete quello che faccio io, recite quello che dico io, parlate come parlo io. Perfetto. Avanti, Yuka. Sia fatta la volontà di Dio. Avanti. Stiamo a cigarti. Papà, che fai? Sento che io... Dai. Buonasera. Buonasera. Vieni, ormai che sto dicendo buonasera. Che è pazzo. Buonanotte. Già mezzanotte. Chi è? Avete visto passare una macchia di cacchi? Per dire noi, aveva passato una macchia raliveri, ripira, fraccoca di sagnacco, ma macchia di cacchi non hai visto passare. Voi non avete visto passare? Io no, ma perché? Perché si spreme un'arancia che ne si? Aranciata. E si spremono un cacchi. Ah! Mi volessi spremere così, come un cacchi. Perciò siamo sicuri che abbiate visto passare a nudo? E voi? Io niente, Sancio, io sono liscio. Non credo che mi ammucciate qualche cosa. E chi l'ha visto ammucciare, donnino, poi questo scuro, che potesse ammucciare? Appunto, Rico, perché questo scuro quando succede cose strane. Dammi giù. Avanti, va. Giochiamo, D'Antano. Carbo. Chi è che fu? Chi è che succede? Perché non siete studenti? No. Voi non siete studenti? No, io sono liscio. Ma come? Un minuto fa scoppiava una bomba e non siete studenti? Io niente sentivo, poteva essere un sogno sordo. Ma che stai dicendo, pazzo? Pazzo io? C'è cacchieruno che dice che sogno pazzo? A notte. Io niente faccio già bene. Sogno sordo muto. Così ho piglio, Carico, carico! Stavolta ma con niente si dice. Che vi succedeva? Scoppiava un'altra bomba. Ma forse che sentite solo voi oggi? Carico, carico! Rosa! Ci sono i fantasmi che sparano! Rosa! Ci cascavo! Bravo Pippuzzo, bravo! E perché io, gioia, a manco la salticchia e mi faceva rincontro. E poi le altre mi cercavo sempre cariche. Io la via sono liscia, sempre carico, carico! Basta Pippuzzo, io ho finito! No, lo scherzo è bello quando dura poco. Non saluto, quindi vai. A proposito, cercassi di aggiustare le mie cause che poi passano con gli arrogoglio. D'Antano, che ci dico? Lasciati la fiducia! Leggermente. Ride bene, chi ride ultimo. Figlio, ne compò una barzelletta e stavo morendo apposta. Che volete dire cosa? E quanto si dice? Che avete oggi inquilini? No, no e no. Chisto è Don Donato l'appaltatore. E venne il cane e fare una bermuda paese. E il suo signore nero una razza. Ni levamo gli stipendi. Ah, ho capito. Piacere, Don Saro, usartelo grappato. No, mi devo Onorato.
Non si chiamava Donato. Comunque, voi oggi siete appaltatori, no? E che sapete che a che casa che si viene in centro, pro paesi? Certo, faccio il suo mestiere. Lei ha bisogno, faccio un numero di telefono. Sì, può darsi. Mi chiamassi. Non si sa mai. Vuole assistare? Prima deve soddisfare a me. Oh Robertino, finiscila ora. Pensiamo ai rininni, che è tardo. Arrivederci, Don Saro. Arrivederci, Don Donato. E se cose vanno come dico io, andiamo presto e mi sentiamo. Ci diamo magari io. Ma raccomando, prima deve soddisfare a me. Robertino! Unne ha visto a cominciare le stazioni. Vedete qua che ora ci sono le stazioni dell'otto. Avanti! Assittamoli tutti, io raggiungo le stazioni. Papà, mi raccomando, piglia il numero. Nino, vieni qua, controlla magari tu. Salve. Gentili radioascoltatori, eccoci ricollegati. Silenzio! Gentili radioascoltatori, eccoci ricollegati con l'ufficio del Ministero per completare la lettura delle istruzioni dell'8 di oggi. Ruota di Palermo. 15. Avevo 28. 28. Avevo magari gli sguardo. 51. 51. Terno. 73. 73. Paterno. 60. 60. Ma a me qui a cosa scaune porci? Cosa ti pensi? Brava maga Samantha, brava! Ma veramente mi dovessimo vergognare! Ci insertaste i numeri a Inni e poi la vostra famiglia non ci pensate! Abbiamo trasmesso le estrazioni dei numeri sulla ruota di Palermo. Abbiamo trasmesso le estrazioni dei numeri sulla ruota di Palermo. E ora, se vi state muti, passeremo all'estrazione sulla ruota di Bari. Sentitevi, ora tocca a Gnasi, sentitevi. Sì, controlliamo. Attenti! Cari signori, ora che siamo ricchi, sapete che vi diciamo? Gnasci, vi trasferiremo a paesi e vi lasciamo qua a fare a muffa. Questo posto non fa per noi. Scusatemi lo piacere che abbiamo murato. Nino, cammina Muninni, lontano questi vicini. Sì, lontano questi fantasmi. Ora si va a casa nuova. Ora si va a quella casa nuova. Ora si va a quella. Non ne lasciamo cani, buttiamoli pure cani. C'è Donato che ti aspetta, muoviamo. Ora ne accattiamo una bella casa nuova. Ora se va a quedare, passeremo all'estrazione sulla ruota di Bari. Potremo partire. Partisi! Ruota di Bari. 2661 281. Grazie, ascolta e ripetenti. Ehi! Signor lei! Ormai che pare! Comunisti! Attenti! Ripetiamo. 27. 27, i pazzi. Sai, l'avevo. 61. 61, un baglio. Sai, l'avevo. 85. 85, Casaranni. Sai, l'avevo. 73. 73, un brindisi! Forza che ci sei! Sai, l'avevo. 81. 81. Ma caracchista! Sai, l'avevo. Vinciamo! Ricchi siamo! E ora che abbiamo finito di leggere le istruzioni dell'oggi, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buona giornata. Scusate, buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Comunque, non perdiamo tempo.
Ora che siamo ricchi, la prima cosa a casa paese ne dobbiamo accattare, o no? Innanzitutto chiamiamo a questo, ha donato l'appartatore, dettomi un numero. Un è un telefono. Ho vinto da me. Ne speri un telefono. Portate, ho vinto il telefono, che posso? Forza! Cosa? Obbedisci! Mamma c'ho pure un telefono, mamma c'ho un telefono. Fermo, a tu questo ricordo è buona a rimanere io. Forza, facciamo un numero. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto? Dei tassi? 0 900 48 752 86 18 Pronto? Pronto? Con chi parlo? La signora cercava suo marito al cimitero e quando torna ci dice che cercò Don Saro. Non torna? Gli è morto? Ma scusate, un numero sbagliato. Come un numero sbagliato? Per adesso suo marito era morto. Detta a Sarreto. 09 41 72 86 18. Pronto? Don Donato? Giusto io? Questo buono magari. Io sono. Ecco, Don Saro Sarturo Gravaro. Non è che avesse una bella casa nel centro del paese? Come? Là mia casa. A che piano è? Non troppo alta, o nono piano. O terzo, buono è o terzo. Buono, non c'è fare perché me. Bella ranne per tutta la famiglia. E deve essere intagliata, Io la statua di Santa voglio toccare che mano. Ah, va bene, non c'era sannuto che stai arrivando. Va bene. Grazie, a saluto. Chi ti disse? Niente, mi disse che l'aveva. Vai al ritiro i soldi della vincita e vai a firmare un contratto. E voi altri preparate i baligi che porto una macchina chiazza e si parte. Maria, che sono contenta! Finalmente mi potevo cattare una bella casa al centro del paese. Posso dire a Butia che i tappini, posso ir in tappilluccheria a fare di bella, o sabato posso ir nei negozi a fare, come si dice, scrapping. E io ho mancato tutti i femmini, e dove devo farti votare? A Pindaffe! Io ho preparato i valigie, poi mi dietro e dicevo un'altra volta. Il puzzo, vieni qua a gioia, sento di puttanare. 81. Andate via. E quindi l'aveva a dire. Ma dopo una vita che da nanna era venuta, finalmente rettichi giusti. Andiamo da banna ora e andiamo a preparare i valigi. Però prima stiamo a fare un saluto alla bandiera. Attenti! Riposa, fatemi io. Pippuzzo, ma che Samantha! Non sarò si calmassi, a tutto c'è rimedio. Saruzzo, chi hai? Parla, rispondi. Sali, ma, mettiti di teriaco, forza, spitulia. 80. 81. Ma che succediu? Ma che faccio, figlia me? Un trovai arrabbiato in terra che parlava di rompere, maleva, la fucchino. Saru, mi succediu, parla. 80. Ma che significa sto 80? 81. Allora stato a paese, a vivere a casa. L'appartamento
bellissimo, a statua di San Giovannozzo, si toccava che mano, troppo bello l'appartamento. 81! Ma ti puoi spiegare meglio che significa sto 80? Senti, c'ha sigo Don Donato, e vi dico, è scritto, chi doveva a scrivere? E firmai! E non dovresti essere contento! E perché vai così, Saru? Ma quale contento e contento! I ruppa, figlia, sembro chiaro! Maledetta sto pepo e a tua mamma, maledetta! Sembro chiaro, i ruppa! Ma non t'hanno spiegato viaggio, che ti succede a questo, che non parla, rupa, che moriri! 80, che moriri, parla! 81! Aveva aiuto a pigliare i soldi della vincita, 800 milioni. Ciretti i primi 300, ce ne restai a dare 80. 600 milioni! Datemi me, prima che l'arrestamenti! Comunque, quando ne scivili l'appartamento e chi entra pianerottolo, lo sapete a conconciare? A conconciarsi! E non si vede vicini casa. Mammuzza! E siamo una a destra e una a sinistra. 80. Ma mamma l'aveva detto! 80. 27! I pazzi! 61! Un baglio! 85! Casaranni! 73! Un brindisi! Oh. Brindiamo! E che brindiamo? Ah, ma la sorte brindiamo! Ma che prendi con l'acqua? E io ora che E faccio? Samboga. Io ora che faccio? Si tornate il segnalito. Che faccio ora? Oh, Saru, maledetto è quando mettiamo questi sardi, maledetto, ci potevamo stare in casa! Potevo stare in casa, potevo stare! Alla picca. Si lanciano i numeri. Cazzo ci Niente, ho deciso! M'ammazzo! No, Saru! Sì! M'ammazzo! Non aveva ragione! No! L'impeccato ratimi che m'ammazzo! No! Non ci voglio ire a stare già! Non ci voglio ire a stare già! Manca! Datemi i miei soldi! Prima dell'arrestamento! Attenti! I miei soldi! I tartaruchi ninja, i tartaruchi ninja, i tartaruchi ninja, i tartaruchi ninja, i tartaruchi ninja. Vediamo, poi vedremo. Personaggio e interprete: Donato l'appaltatore Santo Morgano, Rosa Maria Aurora Riotta, Nino Antonia Raga, Canu Biagio Flogna, Samantha Anna Maria Barbagiovanni, Robertino Sandro Simonella, Bravo! Zina Manuela Rundo,
nonno Salvatore Blogna, Lucia Valentina Carcione, Saro Gaetano Cicirello, Fine Pippuzzo Ivan e Aldrassi. Ringraziamo il parroco Don Calogero Riti, l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della commedia. E ora, anche se loro non volevano salire sul palco, ci sembra doveroso chiamare sul palco, non salgono, Antonella Amata, esci dalla tenda. Ivan, avanti, al centro del palco, Ivan, vai. Un bacio. Sonia Caridi, questa non esce invece, Carolina Amata, e Rosa Maria Lombardo che non è presente. Ringraziamo inoltre Lucia Blogna per la scenografia e ringraziandovi per la pazienza dimostrata stasera ci auguriamo di rivederci il prossimo anno. Buona serata e buona festa di San Biagio. Bellissimo.